Ed eccoci qua, carissimi amici, breve diretta insomma da un Marvin Tour. Siamo qua sulla strada, caro Filippo, e su segnalazione di Davide ci ha detto: se andate lì vedete un vecchio Fiat 690. E ragazzi, qua abbiamo avuto anche la fortuna di trovare qua la zona aperta. Guarda qua Filippo, cosa ci dici insomma? Questo vecchio Fiat 690 che penso apparteneva allo spettacolo viaggiante. La grande autopista Colombo c'è scritto. È qua in attesa appunto di manutenzione, di restauro, insomma il motore sarebbe messo al coperto. E niente, cari amici, guardate, fantastico Fiat 690. Tenuto molto bene. Tenuto bene. Traccia storica che il Marvin vi fa vedere grazie alla segnalazione di Davide. Guardate qua, carissimi amici, Fiat 690, poi Cassone fisso, altro particolare interessante, dato che i cassoni fissi sono sempre più rari da trovare. Eccola qua, insomma, questo Fiat 690 tenuto bene veramente, un passo lungo. Guardate qua, cari amici, fantastico Fiat 690, insomma, abbiamo fatto bene, caro Filippo, a venirlo a cogliere. Eccolo qua, insomma, Fiat 690 per noi appassionati di vecchi camion. Il Marvin vi lo sta documentando. Niente, quasi mezzogiorno, però sai, il Marvin ha avuto la fortuna di trovare qua aperto. Adesso andiamo a vedere qua la cabina. Attenzione, guardate qua, carissimi amici, il Marvin ancora una volta fa le acrobazie per tutti quanti voi. Guardate, Fiat 690 tenuto bene, insomma, non basterebbe ben poco, un'aggiustatina. Effettivamente è un camion che è da raduni, guardate qua. È bello anche così? Bello così, basterebbe lasciarlo proprio così, non servirebbe neanche fare niente. Mettili sul suo motore, guardate qua con le sue leve qua. Guardate, Fiat 690, fantastico. Ed eccoci qua, cari amici, insomma, sprovvisto di motore, però il motore è al coperto in questo momento. Eccolo qua, insomma, l'interno qua manca il motore, però è in buono stato questo Fiat 690. E niente, la dedichiamo qua, voglio dedicare soprattutto a Davide, dato che ci hai segnalato questo bellissimo Fiat 690, è tutto per te. Guardate qua, cari amici, per tutti gli appassionati dei Fiat 690, niente, Fiat 690 vuol dire che mi viene a mente un certo Mario appassionato, verrebbe già qua a prenderlo, però qua mi sa che il proprietario non lo vende, caro Mario. Eccolo qua, Fiat 690, bellissimo, era appunto dello spettacolo viaggiante. E niente, insomma, qua abbiamo fatto perdere un po' di tempo qua al signore che ci ha aperto questo deposito, però sapete, il Marvin non è che passa tutti i giorni, per cui gli ho detto: se mi apri il deposito sarei grato. Ed eccoci qua, carissimi amici, bello sarebbe sentirlo rombare, perché mi piace il rombo. E niente, cari amici, il Marvin qua il suo dovere l'ha fatto, io vi ho fatto vedere tutto quello che potevo, l'impegno ce l'ho messo. Niente, speriamo che questo camion con poco ritorni in strada e niente, che il proprietario ne abbia cura e che sappia che ci sono delle associazioni che fanno dei raduni. Ed eccoci qua, carissimi amici, il Marvin Tour qua nel Veronese sta producendo ancora una volta frutti. Ciao a tutti e niente, viva i camion storici, a presto, ciao a tutti, spettacolo.